Buongiorno. Grazie. Come stai? How are you doing? Hi. I'm doing very good. Okay. For you. Davide, just to say, I got Toby over here. We are like, we can talk fine over here. This is fine. Let's start with I have two cameras. Camera today is Signore e signori, benvenuti al Paglianini Center, 21esima giornata del campionato di Serie A 2023-2024. Il Verona Rugby affronta Rugby Badia. Formazione delle squadre. Rugby Badia scende in campo con il numero 15 Federico Cantini, il numero 14 Filippo Bassin, il numero 12 Elia Zampolli, il numero 13 Elia Masiero, il numero 11 Jacopo Badocchi, il numero 10 Davide Gardinale, il numero 9 Fabrizio Pedrini, il numero 8 Edoardo Rossoni, il numero 7 Tommaso Pettarello, il numero 6 Antonio Marcadella, con il numero 4 Peter Chinedosi, con il numero 5 Federico Lubiani, con il numero 3 Alberto Magro, il numero 20 Alberto Baccini, il numero 17 Tommaso Marra. A disposizione il coach Maran, Nicolò Pisan, Tommaso Equisetto, Matteo Scolaro, Mario Agustin Carvaglio, Luca Callegari, Nicolò Chimera, Giovanni Dolcetto, Tommaso Milano.
ed ora la formazione del Verona Rugby. Con il numero 15 Franco Palazzini, con il numero 14 Edoardo Bonafè, il numero 13 Tommaso Vieri, con il numero 12 capitano Leonardo Quintieri, con il numero 11 Tommaso Gentili, con il numero 10 Brian Olson, con il numero 9 Leonardo Fagioli, con il numero 8 Lodovico Rossi, con il numero 7 Riccardo Libralon, con il numero 6 Tommaso Pezzolato, con il numero 5 Thomas Parolo, con il numero 4 Giacomo Riedo, con il numero 3 Enrico Galanti, con il numero 2 Eugenio Bertucco, con il numero 1 Leonardo Bertucco, a disposizione di coach Aaron Good, con il numero 17 Andres Melita Omojade, con il numero 16 Mattia Bertaso, con il numero 18 Federico Pisani, con il numero 20 Umberto Chiarello, con il numero 25 Tommaso Tonetta, con il numero 19 Alfonso Bellino, con il numero 21 Andrea Dadda e con il numero 22 Mattia Di Tota. A tutti i presenti, buon rugby! Are we already online? Ok. Ben ritrovati cari appassionati di rugby a questa 21esima e penultima giornata del campionato di Serie A di rugby Girone 2 per il match da disputarsi qui sul prato del Paganini Stadium tra il Verona Rugby e il Badia 1981. Una giornata che poi vedrà di fronte anche Pesaro e Valpolicella, Petrarca e Tarvisium, Patavium con Casale, Valsugana Viadana e il derby trevigiano di Villorba e Paese. Andiamo con le formazioni delle due squadre, con la formazione biancoceleste Rodigina che schiera con il 15 Federico Cantini, alle ali con il 14 Filippo Bassin, con l'11 Jacopo Badocchi, ai centri il vice capitano Elia Zampolli e Elia Masiero, in mediana con il 10 Davide Gardinale, il 9 Fabrizio Pedrini, il capitano col numero 8 Edoardo Rossoni, il numero 7 Tommaso Bettarello, il 6 Antonio Marcadella, il 4 è Peter Cinedozzi, il 5 Federico Lubian, poi davanti con il 3 Alberto Magro, il 20 Alberto Maccini, il 17 Tommaso Marra, mentre abbiamo poi pronti a subentrare dalla panchina con il 18 Nicolò Bisan, con il 2 Tommaso Equisetto, con l'1 Matteo Scolaro al rientro dopo un infortunio al ginocchio, tutti pronti per la prima linea, poi con il 25 Mario Agustin Carbaio, con il 16 Luca Callegari, il 19 Nicolò Chimera, il 26 Giovanni Dolcetto e il 21 Tommaso Milani. L'allenatore è oggi Matteo Maran, con Giovanni Nicker che sarà sulla panchina invece Rodigina, e poi sappiamo che a dare una mano alla formazione biancoceleste c'è naturalmente Jazzon per la mischia, Maran appunto allenatore in particolare della rimessa laterale della touche e poi Bonini per i tre quarti. Ma andiamo a vedere il 15 Amtracite che oggi presenta una formazione frutto di un abbondante turnover, il 15 Franco Palazzini rientrato dal Parabiago, poi alle ali con il 14 Edoardo Bonafè e l'11 Tommaso Gentili, ai centri con il 13 Tommaso Viel e il capitano Leo Quintieri, alla mediana con il 10 Brian Armstrong, con il 9 Leonardo Fagiolli, con il numero 8 Lodovico Rossi, con il 7 Riccardo Libralon, con il 6 Tommaso Bezzolato, il vice capitano in seconda linea rientro dopo un lunghissimo infortunio Thomas Parolo, a fare la compagnia Giacomo Riedo con il 4, davanti con il 3 Enrico Galanti, il 2 Eugenio Bertucco, il numero 1 il fratello Leo Bertucco. Pronti a subentrare dalla panchina con il 16 Mattia Bertaso, il 17 è
Endrans Militao Mojade, con il 18 Federico Pisani, con il 20 Umberto Chiarello, il 25 Tommaso Tonetta, il 21 Andrea Dadda, il 22 Mattia Di Tota e il numero 19 Alfonso Bellino. Allenatore Aaron Good, l'assistente allenatore Jacopo, anzi scusate, un errore dettato dalla fratellanza di Nicolò Badocchi con Jacopo Badocchi. Oggi davvero Nicolò che aiuto allenatore del Verona, in particolare specialista della touche, è in derby di casa con il fratello Jacopo che gioca all'ala per la formazione biancoceleste, e poi il preparatore atletico Louis Goulet e il massaggiatore Lorenzo Ghidolli. E arbitro del match sarà Michele Vignarelli della sezione di Milano, assistito dai giudici di linea Michela Giordani di Vicenza e Alessandro Ballarini di Verona. Siamo quindi alle battute finali di questa stagione regolare, andiamo a vedere anche la classifica. Verona davanti con 88 punti, Petrarca 80, Paese 70, Tarvisum 67, poi Viadana 59, Valsugana 55, Casale 45, Villorba 37, Pesaro 36, Badia 30, Patavium 25 e Valpolicella 24. Quindi vittoria fondamentale la scorsa domenica di Badia sul proprio terreno con la Patavium per 20-6, partita comunque molto combattuta ma che ha dato davvero punti fondamentali alla formazione rodigina, che ora naviga in acque più tranquille. Importante evitare l'ultimo posto, quest'anno la formula prevede che soltanto le ultime dei 3 gironi formeranno un play-out da cui scenderà una sola formazione nella Serie B, nella Serie Cadetta, mentre le altre 2 rimarranno nella Serie A. Serie A che dovrebbe però rimodularsi in 2 gruppi di A1 e A2, ma è ancora tutto piuttosto indefinito. E c'è stata anche una variazione in alto, per così dire, che farà forse piuttosto discutere rispetto alla formulazione prevista all'inizio della stagione, con, parliamo della top 10, una riduzione a 8 del massimo quadro italiano, quindi 2 retrocessioni, sarebbero retrocesse Lions Piacenza e Vicenza, invece c'è un ritorno ancora a 10, quindi rimangono in top 10 Lions Piacenza e Vicenza, e salirà invece una soltanto tra le formazioni della Serie A, che le 3 prime dei 3 gironi, attualmente Torino, Lazio e Verona, e la migliore seconda attualmente il Prato, che si sfideranno con 2 semifinali al ritorno e poi finale secca. Nel frattempo tutto pronto, calcio d'inizio affidato a Davide Gardinale, che alza un drop che arriva nei 22, catturato da Brian Ormson, che decide di andare per via diretta con un calcio profondo, recuperato però con qualche fatica, anzi c'è un passaggio in avanti, forse il sole dopo giorni di temperature piuttosto basse per il nostro aprile, cielo incerto tra sole coperto e qualche scroscio di pioggia. Si è tornati oggi una giornata più mite, con temperatura anche più alta e cielo sostanzialmente sereno pur con qualche nube, quindi condizioni ideali per le 2 formazioni per sfidarsi in questa partita. Vediamo la rimessa laterale, Eugenio Gigi Bertucco, recuperata bene da Thomas Parolo, Fagioli per Quintieri, un ingresso per Viel, poi ancora attacca con Ormson Verona, che sceglie poi un grabber, forse a Cantini era ancora sfuggito la palla ma l'arbitro lascia andare, e poi un tentativo di offload come dire, del vice capitano Elia Zampolli, che non trova però le mani protese di Jacopo Badocchi e va direttamente rimessa laterale, quindi si riprenderà con un altro lancio da touche affidato ancora a Eugenio Bertucco, con il fratello ora Leo che va a fare da portaordini. Vediamo con il 5, con il caschetto azzurro riconoscibile, Thomas Parolo che comanda la touche, alza Riedo che va a servire ora l'inserimento di Edoardo Bonafè, che prova una finta, poi va dritto per dritto, palla a disposizione di Fagioli che sceglie un passaggio in linea, poi Ormson ancora che alimenta per Viel, buona la difesa però del Badia, che sta salendo bene, chiudendo i varchi, deve ripartire Verona passando da terra, buon placcaggio su Parolo che lascia la palla però per Ormson, un varco ora per Libraron, giovane che solitamente gioca come talonatore, oggi schierato invece come flanker. Già in qualche occasione è stata questa la scelta di Aaron Good. Verona che prova quindi a forzare allora dritto per dritto, si aprono forse varchi all'esterno, ora un passaggio rovesciato
per Gentili, che prova a evadere con delle buone finte, ma poi viene placcato ancora, gioco che stagna sulla linea dei 22 e alla fine viene premiata la difesa di Badia, davvero molto buona in questa prima azione, lunga, insistita, variando fronte di Verona, ma ha fatto davvero buona guardia la formazione biancoceleste e alla fine merita questo calcio di punizione per tenuto. Avete visto il segno molto chiaro dell'arbitro Michele Vagnarelli e quindi si va in rimessa laterale con questo calcio di Davide Gardinale e si riprenderà ancora con una rimessa laterale, però il lancio questa volta sarà per la formazione ospite, che quindi può varcare per la prima volta la metacampo e affacciarsi quindi in territorio veronese. Formazioni giovani in campo, tanti ragazzi, tanti millennials, 15 su 23 in campo antracite, diversi anche i ragazzi in maglia bianco-celeste. I veterani sono Brian Armstrong da una parte, mediano di apertura argentino, e invece Lubian per la formazione rodigina, che ora prova ad avanzare con questo drive, poi palla fuori di Pedrini, prova ancora ad attaccare Gardinale, forse un po' alto la presa di Vie, lascia correre l'arbitro giudicando sull'ovale l'intervento, ma è ancora il possesso, è ancora rodigino. Badia che ha perso qualche metro ma ha mantenuto il possesso. Vediamo la scelta di Pedrini per il capitano Edoardo Rossoni, rientrato dopo un lungo periodo di stop per accertamenti sanitari, a dare il suo contributo come numero 8, questo ragazzo nativo di Ferrara, da 3 anni poi nelle giovanili del Rovigo, con presenza anche in Under 20, un'esperienza anche con la nazionale A7 dei Vigili del Fuoco. E poi vediamo Edoardo Bonafè nel frattempo che si fa largo per trovare spazio. Armstrong che sceglie le mani, il passaggio viene parato in realtà da Bezzolato, che si arrotola un po' sul prato, lascia correre Vignarelli, si avanza ancora Galanti, dritto per dritto, un impatto duro su Lubian che subisce e si crea spazio per Armstrong che corre lateralmente, chiama l'incrocio che viene letto un po' tardi da Gentili, bravo a evadere Thomas Parolo a suonare la carica. Verona che prova a alzare il ritmo e c'è ora, rimane da questa parte però con il numero 6 Antonio Marcadella, anche lui ragazzo cresciuto nelle giovanili di Rovigo, classe 2004 di Montegrotto Terme, 1,81 m per 99 kg, terza linea, però è rimasto al di qua dopo il placcaggio e quindi non ha consentito l'uscita rapida dell'ovale e allora l'arbitro è andato a segnare questo calcio di punizione, l'arbitro Vagnarelli della sezione di Milano, e quindi Verona che potrà rimettere in gioco ora all'altezza dei 22 metri. Finora prevalenza delle difese in questi primi 5 minuti di gioco però aperto, palpitante tra le due formazioni, punteggio ancora sullo 0-0. Ci sembra schieramento pieno per Verona. Vediamo il lancio questa volta lungo che però scappa via e quindi è Badia che riesce a recuperarlo proprio adesso con Marcadella. Emiliano Pedrini si guarda intorno, poi sceglie di scaricare per trovare un punto di incontro più favorevole, placcaggio alto però, anzi no, fuori gioco della linea e quindi guadagna un altro calcio di punizione Badia. 2-1 finora il computo dei calci di punizione. Subito Davide Gardinale va a calciare, anche lui uno dei giocatori in profili più interessanti, classe 2004, qualche presenza in nazionale Under 20, nativo di Ferrara, quindi ha cominciato nel mini rugby del Cus Ferrara, poi è entrato nelle giovanili di Rovigo, con presente in nazionale Under 18, poi lo scorso anno nelle file dei Cavalieri Prato con esperienza quindi di Serie A e ora tornato in terra polesana. Lancio che viene dato buono su Tommaso Bettarello che mette in cassaforte l'ovale, prova a forzare un po' il punto di incontro, ad avanzare. Buono questo drive di Badia
che ora ma finisce fuori. Ha provato a tenere dentro l'ovale, a portare al fallo Verona, a guadagnare un calcio di punizione. Lì avrebbe consentito di spostare il gioco al piede nella zona rossa veronese, ma si è fatta portare rimessa laterale la mischia biancoceleste e quindi Verona che potrà riprendere. Vediamo quale sarà il lancio, quello di prima volato troppo alto per le mani protese di Ludovico Rossi. Vediamo quale sarà ora la scelta suggerita dal leader della Touche, Thomas Parolo. Eccolo qui Ludovico Rossi per Fagioli, una palla per Quintieri, Ormson, spazio per Palazzini che punta e poi serve Edoardo Bonafè, che però viene placcato molto bene proprio da Jacopo Badocchi, anzi da Filippo Bassin. Verona ora nei 22, Ormson, Parolo, c'è gioco, spazio all'Arbo, ma Riedo viene imbragato. L'arbitro fa giocare ancora Ormson, 2 contro 1, dritto per dritto, e poi però viene buttata fuori. Peccato perché il riciclo era finito nelle mani di Thomas Parolo, però buona azione veronese. È mancato forse un cambio di passo finale Edoardo Bonafè, che aveva già disassato un pochino la difesa, forse stava insistere nel decalage all'esterno, c'erano ancora una decina di metri buoni per poter andare, e invece ha preferito andare all'impatto. L'ala Scaligera, cresciuto nel vivaio del CUS Verona Rugby come tanti giocatori, e comunque l'azione poi si è prolungata, ma è riuscita la difesa polesana ancora una volta a fermare l'offensiva antracite, e quindi avrà la rimessa ai 5 metri, messa delicata. Vediamo, formazione ridotta a 5, viene recuperata, importante, poi prova ad andare a trovare un varco Marcadella, mette bene l'ovale dietro a disposizione Pedrini per Davide Gardinale, che alza un bel calcio che però non esce, recuperato da Gentili per Palazzini, palla però bassa, Viel riesce a recuperarla, sfugge il placaggio di Tommaso Bettarello, ma l'azione riparte a altezza dei 10. Verona che dovrà allora passare ancora per qualche altro punto di incontro, e così è con Eugenio Bertucco. Azione un po' lenta, Ormson, Palazzini, passaggi però imprecisi. Bel offload di Jacopo Badocchi, poi un po' di batti e ribatti. L'arbitro poi dice: un momento, c'è stato un passaggio in avanti. Il giudice di linea Alessandro Ballerini va a segnare giustamente l'irregolarità involontaria. Si alza il tifo veronese abbastanza numeroso sugli spalti, buona anche la rappresentanza dei tifosi da Badia. Ora momento per rifiatare le due mischie. La rimessa sarà comunque, vediamo se concedere la mischia o la rimessa. C'è un momento un problema forse per il pilone, ci sembra, del Badia. Ne approfittano le due panchine per portare acqua. La giornata, dicevo, si è fatta calda, forse se sia necessario un cambio per sangue. Nel frattempo ne approfittano le due formazioni per bagnarsi, dissetarsi. Ci sembra che possa rimanere in campo. Sì, rimette il caschetto, quindi si riprenderà con una rimessa laterale. Alla fine l'arbitro ha lasciato correre gli avanti involontari, teniamoci l'ultima situazione che si è creata, e quindi palla al numero 20 Alberto Baccini per questa rimessa laterale ben catturata da Tommaso Bettarello, che va alto con l'ascensore bianco-celeste, e poi va a timonare sempre Baccini il drive. Insiste spesso su questa tattica Badia, poi parte e si stacca. Buono il placcaggio di Bezzolato, e quindi fa fatica un po' a scaricare Pedrini, si trova intruppato Elia Masiero, ma riesce comunque a far uscire la palla. Poi calcio però che viene svirgolato da Federico Cantini, davvero un gesto tecnico non ben riuscito, e sceglie di Verona di giocare rapidamente. Fagioli che trova esplora il lato cieco con Riedo. Verona ora che può avere un buon abbrivio. Leo Bertucco ben placcato,
Vale a disposizione, e però poi alla fine è tenuto. Non tanto per il tenuto di Leo quanto per la copertura di Galanti, che è andato a sigillare un single off che viene punito dall'arbitro, e Verona che non riesce a trovare il varco finora nell'attenta difesa veronese. Nel frattempo qui sotto la tribuna è rimasto disperso un caschetto nero abbandonato, come dopo una battaglia sul fronte. Vediamo se qualcuno andrà a recuperarlo. E il Cardinale che va a recuperare un po' di spazio, avvicinando la rimessa in gioco, sempre affidata a Alberto Baccini alla linea di metacampo. 0-0 quando siamo arrivati al 12°, prevalenza territoriale di Verona, ma Badia che difende molto bene, conquista calci di punizione preziosi, riesce pur con qualche fatica anche a controllare la propria rimessa laterale. Ancora sempre con Tommaso Bettarello, bravo a svettare in touche. Badia che sceglie ancora di tenere la palla dentro, di non alimentare subito il gioco al largo. Ora viene richiamato il tempo dall'arbitro, quindi Pedrini si avvicina all'ovale. Chiama i compagni, eccolo qui, l'ovale, palla dietro. Buono l'intervento di Cantini a bella velocità su un angolo stretto, però riesce a riposizionarsi ora la difesa di Verona. Va a fare il mediano Filippo Bassin. Calcio di punizione perché è troppo alta la difesa di Verona e quindi può giocare con la tranquillità del vantaggio. Ora Badia che sceglie però di muovere ancora l'ovale per via orizzontali. Capitano Edoardo Rossoni a suonare la carica. Prova ora a aprire il gioco. Interessante calcetto di Bassini. Lo recupera Verona, ma si torna sul punto dell'infrazione. Vediamo anche il dialogo tra il giudice di linea Giordani e l'arbitro. Ed è ancora un calcio di punizione segnalato contro Verona. Un buon calcio di Cardinale ed è Badia a poter muovere adesso il proprio pacchetto da dentro la zona rossa. Siamo a una dozzina di metri dalla linea di meta. Badia che gioca con la consueta maglia a strisce orizzontali bianche e celeste, calzoncini bianchi, calzettoni azzurri, e invece Verona con la divisa antracite chiaro, pantaloncini neri e calzettoni neri. Vediamo il lancio, lascia Verona conquistare il pallone per andare subito a contendere a terra. Prova di forza ora tra i due pacchetti, prova ad allungarsi Parolo per allungare le mani, tutti dentro ora a spingere da una parte e dall'altra. Lentamente guadagna qualche centimetro Badia, poi palla che esce, un po' accompagnato a terra questo placcaggio. Buon varco, viene proprio recuperato all'ultimo momento. Badia vicinissimo alla linea di meta, l'arbitro dice tenete le distanze, deve ripartire Badia con Lubian che viene fermato a un paio di metri. Badia che insiste ancora col pacchetto di mischia, Parolo ad alzare la difesa, insiste ancora Badia. Siamo veramente a un metro dalla linea di meta veronese. Vediamo quale sarà la scelta di Badia che ancora insiste con i propri avanti, scontro di Opliti, scudo scontro scudo, a spingere. Vediamo se aprirà il gioco Badia o se insiste ancora. Ci prova direttamente Pedrini, fermato, pronto Cinedozzi a dare una mano. Riparte, azione che si svolge nella terra di nessuno dei 5 metri. Tutti pronti a scattare in difesa, prova a alzare per il capitano Rossoni. Verona che ancora difende, ora gioco fuori, palla lunga, però sfugge, ha provato dopo aver bussato a lungo con i propri avanti senza trovare il varco giusto. Badia ha provato a spostare il gioco, passaggio lungo di Davide Cardinale per Jacopo Badocchi, ma impreciso il passaggio, la trasmissione è andata troppo alta, impossibile raggiungerla per Jacopo Badocchi.
classe 1990, medico. Vediamo ora Verona dover uscire dalla difficoltà con una rimessa laterale conquistata alta da Parolo, dietro per Fagioli, erroraccio grave di Libralon a cui sfugge l'ovale, e Badia che può ripartire ora con spazio al largo. Zampolli per Gardinale che viene però placcato da Viel. Vediamo se l'arbitro torna sul vantaggio light del passaggio, preferisce lasciare correre, quindi riparte ancora ora con Cinedozzi all'impatto. Verona che difende sulla linea dei 22, capitano Rosson può alimentare ancora l'azione. Badia, Cantini, buono per il placcaggio su Baccini che viene respinto. Allora dice l'arbitro no, qua non c'è verso, ritorniamo sulla mischia, e sarà il primo confronto tra le due mischie. Era andato a conquistare bene alla Parolo in touche, l'ha servita forse un po' troppo forte e tesa il mediano Fagioli, non è riuscito Libralon a controllarla bene, passaggio in avanti involontario, mischia ora pericolosa con Badia che può provare a usare questa piattaforma per portare ancora l'attacco quando siamo arrivati quasi alla metà del primo tempo, ancora sul 0-0. E gioco che riprenderà appunto con una mischia ordinata nel cuore dei 22 del Verona. Vediamo ancora i ragazzi delle panchine pronti a portare acqua ai loro compagni. Ora l'arbitro richiama le due formazioni a schierarsi e sarà il primo confronto tra la prima linea, Magro, Baccini, Marra da una parte, i due Bertucco e Enrico Galanti dall'altro. Enrico Galanti classe 2002, originario di Roma, uscito nell'Academy veronese, un'esperienza in Francia di un anno, e ora tornato qui alla società della presidente Raffaella Vitadello a dare il suo contributo. Vediamo Pedrini pronto all'introduzione, cerca di richiamare mischie, ci sembra stabili. Pedrini, palla per Zampolli, placcato un po' alto, l'arbitro dice qui c'è un altro calcio di punizione che arriva. Prova ora, palla che sfugge a terra, niente. Vediamo qual è la decisione. Dell'arbitro che pare segnali due falli, una di posizione e uno di placcaggio alto. Vediamo il segno dell'arbitro, sta facendo segno ecco, di un placcaggio, di uno spin tackle, di un placcaggio irregolare, e quindi Badia che decide di non andare per i pali e di andare invece per il territorio, la segnatura pesante, a puntare sul proprio drive e quindi a puntare sulla rimessa laterale e poi l'assalto con il pacchetto partendo dai 5 metri. Quando siamo arrivati proprio ormai al 19° minuto e 46 secondi, siamo praticamente a metà del tempo. Certo, c'è stata qualche breve interruzione. Vediamo questo lancio, viene catturato ancora bene da Badia. Verona che prova a lavorare a terra, Badia che cerca di spostare pian piano l'ovale. Si lotta, Badia che riesce in qualche modo a tenere ancora il possesso, che se ci pare piuttosto ferma l'azione. Vediamo quale sarà la decisione dell'arbitro. È buona la difesa di Verona, sottolineata dall'applauso del pubblico e dei sostenitori veronesi. Buona la difesa della mischia Antracite, che ha riuscito a ingabbiare, in particolare con Enrico Galanti, il portatore del pal, anzi forse Leo Bertucco o Libralon, anzi essere più precisi, bravo a infilarsi, a ingabbiare il portatore biancoceleste. Ora ancora una mischia, però questa volta l'introduzione sarà Antracite, certo, la posizione molto difficile. Vediamo quindi come andrà questo nuovo ingaggio. Finora è stato un braccio di ferro alla pari nella prima piattaforma
di mischia ordinata. Vediamo ora questa seconda e vediamo quale sarà eventualmente la soluzione di Verona se dovesse conquistare l'ovale. Numero 8 c'è Ludovico Rossi, Armstrong che non si mette a zero. Vediamo se Fagioli decide di andare, non la fa uscire, poi ora qui esce ed è la scelta su Leo Quinteri e lui a fissare il punto di incontro. Fagioli dietro per Armstrong che calcia profondo profondo, ma c'è lì Badocchi. Bello il passaggio un po' basso ma recuperato da Cantini. C'è spazio ora al largo per Filippo Bassin, viene però placcato da Thomas Parolo, che sta davvero recuperando pienamente la forma dopo tanti mesi di assenza per infortunio. Badia ancora a insistere, Cardinale, palla un po' in attesa, poi avrà Ludovico Rossi che gli regala di nuovo una serie di, come dire, regali reciproci. E poi però una chiusura non corretta, anzi un tenuto ad Alberto Baccini. Si era ritrovato la palla, il povero Cenedozzi dice io non ho chiesto niente, me la trovo lì, l'aveva ridata a Ludovico Rossi, il quale però gentilmente gli ha restituita. Dopodiché però punto di incontro contenuto e Verona che può tornare in possesso dell'ovale dopo 10 minuti buoni di attacco continuo del Badia, che avrebbe dovuto fruttare almeno 3 punti perché un calcio di punizione ottenuto era proprio vicino vicino in mezzo ai pali, ma ha preferito provare a giocare per la meta, per la segnatura, ma è riuscita a difendere questa volta Verona in questa occasione. E ora una touche a 5 con Fagioli fra il mediano, buona dietro, palla per Fagioli, Diel a usare le gambe, Fagioli, buona questa uscita veloce, Armstrong, palla per Palazzini che prova a evadere, viene però placcato, Parolo dietro per Armstrong, palla bassa per Riedo, troppo bassa, diversi errori di trasmissione finora. E ancora ovviamente ne approfittano le due formazioni per rifiatare, e anche qualcuno per recuperare da qualche acciacco. Abbiamo visto Liberalon, un ragazzo rodigino che è uscito qui nell'Academy ancora dall'età di 14 anni, talonatore ma schierato per la sua anche esuberanza, per il suo dinamismo, il suo fighting spirit a terza linea dove sta facendo bene. E poi ci sembrava anche Marcadella che avesse un problema, ma tutto recuperato. E quindi mischia con inserimento ancora di Fabrizio Pedrini, giovane mediano, classe 2004, 20 anni. 20 anni ancora da comprire perché li compierà anzi a novembre. Tutto pronto per questo nuovo ingaggio. Ecco, ritarda un po' l'introduzione. Ora viene inserito, soffre un po' la mischia, poi il passaggio un po' avventuroso di Pedrini, insomma, che ha usato anche un calcetto, dimostrando anche una discreta padronanza del gioco al piede, ha alzato un piccolo pallonetto per servire il compagno, ma il pallone poi è sfuggito dai polpastrelli e si torna quindi a una nuova mischia per Verona. Verona che cerca ora il sostegno del pubblico, che prova a incitare giovani antracite che ancora non riescono a superare la difesa rodigina. Anzi è stata Badia negli ultimi 10 minuti buoni ad attaccare con continuità, a insidiare da vicinissimo la linea di meta. Nessuna delle due formazioni finora è riuscita a varcare la linea magica. Ci prova ora Verona andando a esplorare la zona chiusa con Fagioli, si aggrappa bene Bettarello,
Poi ancora si lotta sul punto d'incontro con il capitano Rossoni. Riedo, dritto per dritto, placcaggio duplice e poi tenuto, conquistato da Verona. È arrivato un po' tardi la copertura di Leo Bertucco. Si infiamma anche il pubblico di Badia, che è entusiasta di questa difesa di Badia. Avete visto il placcaggio doppio alle caviglie da una parte e Lubian subito a mettere le mani da sopra. Un primo tentativo, poi è stata però una chiusura imprecisa, un po' alto di Cardinale, forse poteva anche allungare un po' più la tensione del collo del piede per dare profondità al calcio. Ha preferito comunque una rimessa sicura che porta in ogni caso una ventina di metri e a riportare il gioco della metacampo veronese. E Verona che ha incassato il sesto calcio di punizione a sfavore contro i soli 2 incassati. Badia che sta vincendo quindi la battaglia della disciplina. E ora ancora Alberto Baccini che andrà a lanciare. Vediamo, pronto ci sembra Tommaso Bettarello con il 7, vediamo se sarà ancora lui il terminale del lancio. Lo marca un po' Tomas Parolo. Chiede uno mezzo passo indietro per Verona. Rubata da Riedo, l'hanno marcato Bettarello e riesce ad evadere Bezzolato. Palla dietro per Libralon, che però non dimostra, diciamo, sensibilità tattile. Era stata buona la penetrazione di Bezzolato, che poi ha alzato per il compagno di reparto Riccardo Libralon. Bezzolato classe 2004, 2003, Libralon. E ancora mischia. È stata un po' difficoltosa l'ultima mischia per Badia. Vediamo se hanno sistemato le cose davanti Marra, Baccini e Magro. Forse potrebbe optare per un tallonaggio anche più rapido e un'uscita veloce. Nel frattempo rovinano a terra le 2 prime linee. Vedete col numero 3 pilone veronese Enrico Galanti, molto alto oltre che robusto, pilone destro. Ed ecco le seconde linee Riedo e Parolo. Tutto pronto per questo nuovo ingaggio. L'arbitro va a vigilare che tutto sia secondo le regole. Vediamo se il rapporto spalle anche. Ecco l'inserimento di Pedrini. Soffre Badia e riesce questa volta Fagioli a recuperare la palla, poi trova un varco e poi scivola a mettere comunque la valle a disposizione per ora prosegue l'avanzata con Eugenio Bertucco. Ormson dietro per Quintieri, c'è spazio al largo, passaggio subito per Gentili che prova a evadere da un po' di giocatori. Siamo ancora sulla linea dei 22 metri. Leo Bertucco a chiamare palla, andare all'impatto, più di contenimento, rimane un po' in mezzo il giocatore di Badia, lascia correre l'arbitro. Ormson riprova da questa parte Verona. Quintieri, Bonafè che va dritto per dritto, palla dietro, però cade in avanti. Tanti errori di controllo da parte di Verona che vanifica anche gli spazi che riesce a creare, spesso per passaggi non precisi o appunto come avete visto adesso per un mancato controllo dell'ovale nell'andare a terra. Edoardo Bonafè remando un po' con le braccia e andando poi a contatto ha smarrito il controllo. Nel frattempo qualche problema vediamo per un giocatore antracite. 29esimo, 0-0, tempo fermo, acqua alle squadre e sarà un'altra mischia. Vediamo, ne approfitta anche l'allenatore Maran, Matteo Maran, tra l'altro un passato anche a Verona, oltre che a Rovigo naturalmente per la seconda linea a Firenze, che ora sta
dando il suo contributo come tecnico alla formazione del Badia 1981, di una delle belle realtà del nostro rugby, tra l'altro anche bellissimi impianti rinnovati, che tanto deve alla passione in passato di Giorgio Golfetti e oggi la dedizione del presidente Massimiliano Dolcetto. Tra l'altro il 3 maggio ci sarà anche un incontro di rugby in carrozzina, di wheelchair rugby, tra Padova e i mastini Cangrandi Scaligeri. Un bel appuntamento da onorare per chi potrà andare, per poi vivere il terzo tempo nella clubhouse della Rugby Badia. Tutto pronto per la ripresa del gioco, fa spostare un po' il punto dell'ingaggio l'arbitro. Vediamo, vanno a legarsi ora la prima linea, le prime linee, le seconde già inserite, quelle rodigine si incastrano adesso, quelle veronesi, Riedo e Thomas Parolo. Pedrini che introduce, stavolta riesce bene Badia a controllare il gioco, placcaggio di Libralon sul capitano Edoardo Rosson, palla tranquilla per Pedrini che scarica dietro per Gardinale, che alza un destro che arriva, una spallata contro la panchina, ma ce la fa e poi va ancora a inserirsi nei 22. Grande azione di Edoardo Bonafè che dà la carica ai suoi compagni. Armson, spazio al largo adesso, spazio al largo per Verona e vediamo il passaggio finale per Palazzini e riesce a segnare la meta. Vediamo se l'arbitro, non ci pare che l'abbia convalidata, vediamo, forse c'è stato un passaggio in avanti, l'ultima trasmissione, vediamo cosa dirà la giudice di linea Giordani. Edoardo Bonafè davvero eroico prima nel recuperare il pallone, che era già uscito, si era schiantato sulla panchina per poter agevolare una rimessa veloce che poi ha fatto in realtà scaturire l'azione vincente, perché Palazzini si è inserito, ha ridato su Bonafè che è penetrato nel 22, poi uscita rapida, superiorità al largo e alla fine proprio l'estremo veronese Palazzini a riuscire a timbrare la prima segnatura, ma ci ha messo quasi 32 minuti Verona a varcare la linea magica per questi primi 5 punti. E poi bisognerà ora vedere anche la trasformazione, perché è in effetti piuttosto lontana. Davvero finora una partita molto aperta, equilibrata. Badia non solo sta difendendo molto bene, ma ha anche saputo attaccare per lunghi minuti nella zona rossa veronese. Ha provato a bussare con la mischia, ha allargato poi il gioco, ma non è riuscito a trovare il varco, il guizzo vincente, e ci riesce invece Verona al 32esimo, ma in angolino laggiù, con l'estremo Palazzini a chiudere una sventagliata che ha trovato superiorità. Armson, meraviglioso davvero questa trasformazione di Brian Armson, splendida davvero esecuzione balistica. Avete visto quanto alto sia andata l'ovale a tagliare i pali nonostante la distanza e l'angolo stretto. E Verona quindi che si porta sul 7-0 quando siamo al 33esimo, e ora sarà Davide Gardinale a rimettere l'ovale in gioco con questo drop che va lungo. Armson pedala all'indietro, recupera, si guarda attorno e poi decide di andare direttamente in rimessa laterale. Anche qui davvero l'esperienza, la solidità del piede di Armson, la sua tranquillità sono importanti. Questa squadra molto giovane come quella veronese. Tra l'altro oggi possibilità anche per tanti ragazzi che hanno avuto un po' di minutaggio in meno nell'anno. In panchina ci sono anche 2 ragazzi che giocano attualmente nell'Under 18, pronti a vivere il loro battesimo del fuoco. Alfonso Bellino, 3/4, e Andrea Dadda, numero 8, scalpitano in panchina sperando di poter esordire in Serie A.
recuperata da Galanti, che va all'impatto su Gardinale, entra un po' alto, rotola un po' di volte, lascia correre l'arbitro, dietro per Ormson, Quintieri, Bonafè, Palazzini che prova a evadere, bravo Cantini a placcarlo, Libralon, Ormson, cambia gioco Verona, Viel che cerca spazio al largo, gira largo, poi raddrizza, vediamo, va a fissare Gentili, eccolo qui, e la seconda meta. Verona adesso ha trovato tranquillità, è come se la meta avesse sbloccato un po' i giocatori veronesi, che hanno mosso con sicurezza l'ovale senza più quegli errori di handling che avevano una volta penalizzato la manovra Antracite. Superiorità al largo, Viel che ha tagliato il campo a lungo ma è riuscito poi a raddrizzare e a trovare il passaggio vincente per Gentili, che sfrutta la sua velocità, ragazzo elettrico. Gentili gioca anche mediano di mischia, che invece qui sta giocando come trequarti ala. Avete visto spesso la sua velocità e i suoi guizzi che hanno portato alla seconda segnatura. E ora Ormson dalla piazzola. E va dentro anche questo secondo tentativo di Brian Ormson. Davvero prezioso l'apporto di punti di piede, oltre che di lettura tattica, del mediano di apertura di origine argentina. Lungo in Italia, prima con Viadana, poi con Petrarca. Brian Ormson, classe 91, compiuto 33 anni a marzo. E deve ripartire ancora con il drop, sceglie una parabola più centrale, Fagioli ancora per Ormson, si ripete lo schema difensivo di Verona, calcio ancora lungo, si va sull'usato sicuro. Quando siamo arrivati al 37esimo e Badia ha la possibilità di rimettere in gioco, anche se l'ultima touche era stata scippata da Verona da Galanti, e da lì poi i guai che hanno portato alla seconda marcatura veronese. Vediamo che si ricompatta la mischia biancoceleste per ritrovare sicurezza al lancio. Alberto Baccini chiamato, questo è fondamentale, certo la rimessa veronese è un osso duro con le due seconde linee Riedo e Parolo alte, ma è bravo qui Chinedozzi a portare la palla a terra. Badia ancora a manovrare, sale la difesa veronese, Lubian che è arrivato tardi al rugby, questo ragazzo che ha cominciato a giocare in Svizzera nel 2015, 28 anni, misure però ragguardevoli, 1,96 m per 116 kg. Però un banale errore di trasmissione ora per Badia e quindi sarà una mischia per Verona. Nel frattempo il talonatore Baccini chiede spiegazioni all'arbitro Vagnarelli, Michele Vagnarelli della sezione di Milano. Fagioli che guarda la situazione, pronto all'introduzione, tallonaggio di Eugenio Bertucco, collassa la mischia ma lascia correre l'arbitro. Leo Quintieri per Ormson dietro, Palazzini, scontro tra Bonafè e Jacopo Vadocchi che prova a forzare il punto di incontro, sale veloce la difesa di Badia ma passaggio in avanti di Ormson, forse partita un attimo prima la difesa rodigina, comunque sul tempo si è trovato palla e uomo addosso Ormson e allora ha allungato il passaggio sull'asse parallela, ma in effetti in avanti se ne è avveduto l'arbitro e quindi si ripartirà ancora da una sfida tra i pacchetti di mischia, questa mischia ordinata.
Siamo proprio a cavallo della linea dei 10 metri della metà campo del Badia. Ecco, l'arbitro però non ci vede chiaro. Sta richiamando Alberto Magro e Leo Bertucco, pilone destro di Badia e sinistro di Verona, forse ad un allineamento più corretto. Vediamo ora si inginocchiano anche le seconde linee, Riedo e Parolo. Da una parte a chiudere il triangolo il capitano Edoardo Rosson e Ludovico Rossi. E spinge prima questa volta Verona e quindi posizione in seconda e parte subito Mediano Pedrini che riesce a sorprendere, poi alla fine un passaggio avanzato col piede, Palazzini per Quintieri, Ormson, Verona a campo ora, ma l'arbitro dice c'è un sospetto passaggio in avanti. Comunque sia, andiamo ragazzi al riposo. 40° scoccato, punteggio Verona 14, Badia 0, partita molto aperta. Badia che dopo aver subito per 10 minuti l'offensiva veronese ma difendendo e contenendola molto bene ha bussato per 10 minuti, 15 buoni alla linea di meta veronese senza trovare l'acuto, il varco giusto, e poi ha subito nel finale del tempo le due segnature ad opera della linea veloce veronese con l'estremo Franco Palazzini e poi l'ala Tommaso Gentili, ambedue trasformate da Brian Ormson nonostante la... no, mi dicono di no. Mi dicono, no, ho sbagliato forse l'attribuzione della meta, non si sa. Comunque siamo qua un po' lontani. In ogni caso Verona 14 e Badia 0. Ci diamo l'appuntamento tra qualche minuto, sempre qui sugli spalti del Panini Stadium di Verona. Entrambe mete di Tommaso Gentili. L'ala. Glielo dico perché sono il papà, solo per quello. No, sono abbastanza simili, è vero, è vero. È vero. No, è il contrario, è vero. Tu hai visto la mamma d'altra? Volevo salutarla. Ma noi guardi, noi la seguiamo sempre da casa, quindi siamo contenti. È il nostro idolo. È il nostro idolo lei. Ma noi a Milano quando non possiamo venire l'ascoltiamo sempre. Ma altro che, quindi averla in diretta è divertente, averla con la mamma d'altra. Cos'è che ti sei fatto, Tom? Ma in nazionale? No, già prima contro Qatar, dopo il Milano.
Tutto pronto per la ripresa del gioco qui al Panini Stadium per la sfida della penultima giornata del campionato nazionale di Serie A Girone 2 tra il Verona Rugby e il Badia. Punteggio del primo tempo che si è chiuso sul 14-0 per Verona, grazie alle 2 mete segnate in chiusura. Ambedue dobbiamo correggerci dall'ala Gentili, Tommaso Gentili, e ambedue trasformate dal magico piede di Brian Armstrong, che davvero ha infilato, soprattutto la prima trasformazione davvero difficile e angolata. Ma diciamo partita estremamente aperta nel primo tempo, con Badia ottimo nella difesa e anche poi nella pressione offensiva, che non è riuscito davvero per poco, in un paio di occasioni, a marcare, e poi ha subito le 2 mete del finale. E quindi tutto pronto qui da Davide Adami, che vi parla, dal nostro Ronald, il nostro operatore, e Filippo Baldi, addetto stampa del Verona Rugby. Stiamo guardando se ci siano stati dei cambiamenti nelle 2 formazioni. Non ci pare fino a questo momento di vedere dei cambi, ma saremo semmai pronti ad aggiornare. Nel frattempo questa ricezione offensiva diventa subito una proiezione per Badia, che pasticcia poi un po' nel controllo dell'ovale, lo smarrisce in avanti, e quindi si riprenderà probabilmente con una mischia per Verona. Sembrava Tommaso Bettarello, bravo a recuperare al volo il drop di partenza di Armstrong e poi a aprire il turbo sull'out sinistro, venendo placcato solo a fatica da Fagioli all'altezza della metà campo. Poi ha smarrito la merenda della terza linea biancoceleste, consolata da Jacopo Badocchi, e ora quindi mischia, ingaggio per l'inserimento di Leonardo Fagioli. Una bella battaglia anche tra pacchetti, sostanzialmente equilibrata. Verona forse ha mostrato una crescita maggiore nella seconda parte del primo tempo, ma Badia è sempre riuscita, seppure a fatica, a controllare l'ovale. L'ultima volta è stata penalizzata anche l'azione veronese per una spinta anticipata. Vediamo ora come andrà. Leonardo Fagioli pronto, molto buona la prova del giovane mediano di mischia, classe 2002, cresciuto nell'Academy veronese. Allora che sbalza fuori subito, allora entra l'ala da parte chiusa Bonafè, che si allunga per lasciare il pallone ancora dietro. Palla per Ludovico Rossi, numero 8, che va dritto per dritto, un po' di slalom, e poi palla fuori per Romson, dietro per Viel. Palazzini, che riesce con un buon cambio di passo ad alzare, palla dietro per Fagioli, che evita il placcaggio, e poi Bezzolato viene recuperato proprio solo alla fine, si sembra, da Jacopo Badocchi. Riedo per Romson, Quintieri per Liblaron, superiorità al largo, va dritto per dritto Ludovico Rossi, arriva un po' tardi il sostegno, ma arriva. Deve rientrare ora Verona con Quintieri che lotta, Rosson lo mette a terra, siamo arrivati vicino alla linea di meta. Pronto Riedo, che scarica per Romson, per Tomas Parolo, che usa le sue lunghe leve e va a marcare in mezzo ai pali, per la felicità dei compagni che lo festeggiano. Tomas Parolo, vittima di un incidente in motorino con frattura di tibia e perone, che l'ha tenuto per tanti mesi lontano dal campo di gioco, tornato solo per qualche minuto la scorsa domenica, e ora di nuovo protagonista, e davvero vuol dire tanto per la mischia e la touche, per il gioco. La seconda linea, che ora è andato a marcare su un bel passaggio smarcante, assist di Brian Armstrong e lunghe leve di Thomas Parolo, che hanno bonificato le braccia allungate della difesa del Badia. E ora Verona che si porta sul 21-0 con questa trasformazione di Armstrong. Vediamo se Badia saprà reagire. Pronte anche qualche rinforzo della panchina. Vediamo col numero 18 pronto a entrare Nicolò Bisan in prima linea.
mentre è entrato anche con il 18 per Verona Federico Pisani, pilone dell'Under 20 della nostra nazionale, che così bene ha fatto nel 6 Nazioni insieme ai compagni di squadra Luca e Mirko Belloni, i due gemelli, e la seconda linea Tommaso Redondi. Oggi a riposo i due gemelli, tra l'altro Luca ha avuto purtroppo nel raduno della nazionale un problema alla mano dopo che era pronto per rientrare. A riposo anche Redondi. Ecco il cambio, forse anche un problema ci sembra per il talonatore biancoceleste, o è forse il pilone. Vediamo un attimo. Sì, esce il numero 17, il pilone Tommaso Marra, ed è sostituito il numero 18 Nicolò Bisan. Sta un po' corto, è recuperato comunque da Badia l'ovale nonostante la pressione di Riedo. Palla che sfugge però a Baccini. Nel frattempo qualche scaramuccia tra i giocatori, ma niente di che. Qualche scambio di cortesia tra Thomas Parolo e Peter Ciacuebuca Chinedozzi, seconda linea, che ora continua a protestare, e quindi calcio di punizione per Verona, che usa subito le gambe. Viel che va giù al piede con un profondo, deve pedalare indietro Cantini, che riesce a recuperare l'ovale, poi serve Jacopo Badocchi che alza un buon sinistro, recuperato ora da Ormson, riesce a sventare quindi questo pericolo Verona. Poi Palazzini con una serie di finte sta crescendo davvero l'estremo veronese. Nel frattempo un problema per un giocatore del Badia, che sembra Lubian, che rimane a terra. Calcio passaggio Bezzolato, no, non ce la fa, ed è bravo Davide Cardinale invece a recuperare l'ovale. Parolo che va oltre, prova a forzare il punto di incontro Verona, battaglia che si accende, poi palla bassa, riesce però a ripartire, a trovare spazio al largo Badia, che trova ora un bel varco con Zampolli che passa dentro. Bella questa azione in controtempo per la meta di Federico Cantini, in mezzo ai pali, pur giocando con l'uomo in meno in questa azione per l'infortunio a Lubian, riesce a trovare il basco giusto, e meritata questa meta al 45esimo, al quinto del secondo tempo, meta di Cantini, e si presenta anche una facile trasformazione per Cardinale. Verona aveva avuto l'opportunità di arrivare vicino alla meta, è stata brava Badia a disimpegnarsi al piede con Jacopo Badocchi e poi a trovare un contrattacco ficcante con la fuga del vice capitano Elia Zampolli, che ha servito perfettamente il sostegno interno per Federico Cantini, che è volato in area di meta per la prima segnatura biancoceleste. E vediamo ora la conversione di Davide Cardinale, che mette i 2 punti aggiuntivi, quindi 21-7. Nel frattempo deve lasciare il campo purtroppo Federico Lubian, sembra un problema al ginocchio, ed è già pronto con il numero 19 ad entrare Nicolò Chimera, classe 1993. Ma molta fatica proprio ad avanzare il povero Federico Lubian, che viene accompagnato dall'applauso sportivo del pubblico del Paianini. È un problema al ginocchio destro, quindi scortato a bordo campo. Bocca al lupo alla seconda linea rodigina, che viene anche attesa da Nicolò Badocchi fuori dal campo, che si sincera delle sue condizioni. Verona che recupera il calcio d'inizio. Nel frattempo può servire una palla bassa per Pisani, che va a incornare e a spingere sulle gambe, viene rovesciato da una mossa di judo
di Baccini. Riedo per Ludovico Rossi che riesce a trovare spazio, palla dietro Thompson, un tentativo di offload un po' acrobatico, ma poi spazio ancora per Gentili che però pesta la linea di meta, scusate, laterale. Verona che ha cercato subito di reagire alla meta subita andando a recuperare l'ovale del calcio d'inizio e poi prende una bella penetrazione con Ludovico Rossi, accelerazione poi delle gambe del palla, però offload avventuroso, diciamo così, di Thompson, recuperato col tacco da Quintieri, servizio per l'ala, poi Gentili, autore di una doppietta nel primo tempo, che però ha pestato proprio la linea laterale quando era a 2 metri, e quindi Badia che può ora rimettere con questa rimessa laterale importante ai 5 metri. Vediamo, prova a disturbare Parolo Bettarello che però riesce a recuperare l'ovale, quindi può impostare il punto di incontro Badia. Pedrini che va con la coda dell'occhio a guardare Cardinale dietro, lo serve qui messo a 0. Bel calcio profondo, buona uscita del Badia che è riuscito a controllare bene la rimessa laterale nonostante l'ostacolo di Thomas Parolo. Punto di incontro efficace, palla dietro profonda a 0. Buono il piede di Cardinale, Verona che deve ripartire una decina di metri fuori dai 22 metri. Punteggio 21-7 quando siamo all'8° minuto abbondante. Ancora nessun cambio nelle file antracite se non quello del pilone Pisani. Parolo a svettare, Quintieri, palla veloce ma l'arbitro poi ferma tutto. Palla veloce per Tommaso Gentili, era stato ottimo il tempo della giocata, ma non è riuscito a controllare l'ovale, l'ala, che prova anche Tommaso Gentili a dire ma guarda che a me non è sfuggita, nel senso che l'ho recuperata, ma l'arbitro dice no, guarda, sono qua. E quindi mischia. Vediamo Pisani che è entrato al posto di Enrico Galanti nello spot di pilone destro. Va a confrontarsi con Magro, Baccini e Bisan, che è subentrato al posto di Tommaso Marra. Un po' faticosa Verona che Thompson ha un'autostrada davanti, prova ad andare per vie centrali, placato da 2 giocatori, ingresso un po' laterale, lascia correre l'arbitro, allora è Gigi Bertucco che va all'impatto, si lotta, poi Quintieri che trova un varco e va a tuffarsi per la meta, il capitano Leo Quintieri che si carica in groppa anche Leonardo Fagioli. Davvero bella questa azione di Quintieri che questa volta non ha usato il suo punch proverbiale, la sua capacità di sfondamento, il 3/4 veronese, ma ha fatto il cambio di piede per trovare un varco sulla sinistra e poi ha chiuso con un tuffo plastico per la gioia dei fotografi per la quarta meta veronese, quando siamo al 50°. Quindi un punto assicurato per Verona. Thompson pronto alla conversione, non sbaglia, 28-7, quindi Verona che reagisce subito alla segnatura di Badia, meta che è stata, come dire, innescata dall'avanzata poderosa del PAC. Non è andato giù bene proprio la prima linea del Badia, nell'impatto è stata letteralmente alzata, pallone comodo per Thompson che si è trovato in autostrada, ha fissato il punto di incontro sull'uscita, difesa non organizzata e Quintieri ha visto trovare il varco giusto per varcare la quarta meta antracite. Cambi nel frattempo, cambio in mediana con il numero 22 di Tota, forse a dare un cambio a Thompson, e il numero 25 che è Tommaso Tonetta per Thomas Parolo. Quindi escono due, certamente oggi 3 migliori in campo, Thomas Parolo e Brian Thompson.
Buono il recupero di Viel, che lotta e mette l'ovale poi a disposizione di Tota, subito a giocare per Ludovico Rossi, poi Bezzolato. Palazzini, Badocchi che riesce a placcare Bonafè, tempo rimasto a terra, giocatore del Badia, un po' alto questo placcaggio forse di Chinedozzi su Bertucco, ma poi l'arbitro ferma tutto per un tenuto, nel frattempo un problema per Bettarello, tra i migliori in campo finora, in maglia bianco-celeste, bravo in rimessa laterale anche in giro per il campo. Diciamo che insieme al centro Zampolli, solido anche il numero 8 Rosson, con qualche luce e ombra, ma bravo anche Federico Cantini, autore della marcatura rodigina. Per Verona molto bene Thomas Parolo, appena uscito, a cui io darei fino a questo momento la palma di man of the match, anche se sono passati 53 minuti della partita. E poi Brian Armstrong, non solo per le 4 trasformazioni, ma anche per aver orchestrato bene il gioco. Bene, direi soprattutto anche Palazzini, l'estremo, e Gentili, 2 terminali offensivi, estremo e ala. Nel frattempo si riprende con Rosson che conquista l'ovale, ora un po' in difficoltà a dover ripartire, ma fissa un punto di incontro, poi va per via centrale, Pedrini butta la palla indietro, un po' di confusione. Aveva fatto una buona azione Pedrini, poi ha lanciato proprio la palla indietro, e quindi è Verona ora a poter contrattaccare con spazio al largo, con Viel che ha spazio per fissare. Palla ora per Fagioli, schierato come ala per Gentili, che ha tutto il campo e accelera e va a segnare la sua personale tripletta. Grande azione di Tommaso Gentili, davvero splendida. Questo rientro all'interno, una mezzaluna e poi uno scatto ancora a spingere sulle gambe. Le fibre rosse nervose delle gambe elettriche dell'ala veronese hanno portato alla quinta segnatura. Nel frattempo l'arbitro, avete visto che ha trasmesso l'ovale, anche prima l'aveva intercettato un paio di volte, voglia di giocare, forse anche nostalgia del rugby giocato il nostro Michele Vagnarelli, che sta arbitrando con tranquillità ed efficacia questa partita, d'altronde molto corretta da ambedue le parti. E ora il gioco che si è fatto un po' più aperto, un po' più rotto, le squadre trovano varchi più ampi, ed è Verona ora che ne ha approfittato al 55esimo per la tripletta di Gentili. È uscito Armstrong e vediamo che con il sinistro non è Fagioli, che avrebbe un buon piede medianino veronese, è Palazzini che riesce a mettere i punti, quindi 35-7. Quando sono trasformati i punti pesano, naturalmente 5 mete per Verona, tripletta di Gentili, poi Parolo e Quintieri, e invece di Cantini la segnatura bianco-celeste. Quando siamo arrivati al 15esimo, vediamo se c'è qualche altro cambio. Manca la merenda, ecco l'ovale che arriva, eccolo qua, l'arbitro. La prendo io, nessuno la prende. Vabbè. Buono questo drop di partenza di Cardinale, infatti Gentili si trova subito la pressione addosso di Bassin, ma riesce a mettere l'ovale a disposizione Pisani, che non ci pensa neanche a fintare. Buona azione, l'accelerazione del pilone della nazionale under 20. Poi ancora una bella azione di Bezzolato, che ignora Gentili, Fagioli che era lì, che diceva che ci sono anch'io, dammela per piacere, ma arriva lo stesso al largo l'ovale. Bonafè che ancora deve trovare l'appuntamento con la meta oggi. Verona che riparte con Bertucco per il gemello, anzi fratello, scusate, Eugenio. Palla a terra, vantaggio per Verona. Riedo, Palazzini, Quintieri,
che evita il placcaggio di Masiero e va ancora a terra. Si torna su, vediamo qual è la decisione. L'arbitro dice: avete la possibilità di scegliere, avete 2 calci di punizione sia qui che là. Vabbè, i seguentieri, siamo qua, teniamola qua. Sì, allora c'è stato prima una punizione per fuorigioco della linea di Badia, che non è riuscita a retrocedere in tempo sull'avanzata veronese, poi ancora un ingresso laterale ora nel punto di incontro. Naturalmente ha scelto il punto più avanzato Verona. E ora Palazzini, che è andato a conquistare una rimessa laterale a circa 7 metri dalla linea di meta. Stiamo avviandoci a entrare nell'ultimo quarto di questo match, che sembra ora giunto, diciamo, in controllo di Verona, ma vediamo come evolveranno questi ultimi 22 minuti di questa bella partita, con Badia che sta tenendo comunque bene il campo, anche se non è riuscita ad arginare le ultime folate di Verona. Ora un buon second, deve ripartire da solo Eugenio Bertucco. Palla a terra di Tota ad alzare per Libralon, basso basso, a spingere sulle gambe con il consueto coraggio Ricky Libralon, e poi va a impattare Riedo di Tota, largo per Pisani. Badia che continua a difendere bene, di Tota prova una finta ma scivola, si riparte ancora lì attorno al pack e poi forse arriva a toccare. Sì, ci sembra la meta forse di Palazzini. L'azione era un po' confusa, poi questa palla vagante attorno al punto di incontro, Palazzini è stato il più lesto di tutti. Una meta non epica, diciamo così, ma efficace, che conta come le altre. Palazzini, quindi quando siamo al 59esimo, va a mettere questa meta. E vediamo Fagioli, pronto alla trasformazione. E si alternano, vedete, i due alla piazzola, Palazzini e Fagioli, pronti nel frattempo, tra l'entusiasmo del pubblico, a entrare in campo i ragazzi veronesi, con il 16 Mattia Bertaso, con il 21 Andrea Dadda, giocatore, diciamo, dell'Under 18, classe 2005, e col numero 19 Alfonso Bellino, anche lì classe 2005. I 2 ragazzi Under 18 pronti a fare il loro esordio nella Serie A. Immaginiamo il loro battito accelerato del cuore in questo momento. Buon calcio di Leonardo Fagioli, vi dicevo, davvero dispone ancora dalle giovanili di una precisione notevole dalla piazzola, soprattutto dalla corta e media distanza, e quindi sono 42 i punti di Verona, che ora fugge via un po' nel punteggio. Vediamo se Badia riesce a reagire, a limitare un po' l'avanzata veronese. Nel frattempo tutto pronto per il cambio. Tocca entrare Federico Bertaso, classe 2004, ragazzo veronese, che prende il posto di Eugenio Gigi Bertucco. Vediamo poi l'autore della tripletta, Tommaso Gentili, che incoraggia Bellino, e il numero 21 Dadda, e Ricky Liblalon che esce. Eccolo qua, ragazzo rodigino, cresciuto nell'Accademia veronese, molto amato per il suo coraggio, la sua dedizione. E lascia il campo anche Leo Quintieri, capitano, autore anche di un'eccellente prestazione anche oggi. Riedo, è rimasto a fare un po' da chioccia a questa giovane squadra. Pisani, Viel, che spinge sulle gambe, arriva oltre a metà campo, riparte Pisani, non c'è molta assistenza, Di Tota prova ad assisterlo, ma Pisani davvero piccola forza della natura. Ancora Verona che assalta. Ludovico Rossi ora placcato, Di Tota, passaggio in tuffo, Palazzini che sta giocando da apertura, prova Ludovico Rossi a spingere sulle gambe, Badia che difende all'altezza dei 10 metri, Di Tota prova a evadere, rimane però di qui Vettarello.
vediamo, Vettarello dice sì, non ce l'ho fatta andare di là, lo so, dice l'arbitro, però te ne devi andare. Brutto calcio di Palazzini, ma ce la fa in qualche modo a recuperarlo. Aveva recuperato Gentili, ma è tornato in possesso di Badia, che ora può contrattaccare. Gardinale prova a cercare spazio all'arco Zampolli, una bella finta, però poi viene accompagnato a terra. Badia che può insistere con questo ovale, calcio però un po' troppo alto, riesce Fagioli che può scaricare ora su Palazzini, che va un po' dritto per il campo. Vediamo Cantini che serve ancora Zampolli, provano a cercare spazio i tre quarti biancocelesti, deve ripassare da terra per ora Badia con Chinedozzi, Piedrini, Gardinale, palla dietro, Bezzolato che va a impattare, buona anche la prova di trazzanina veronese, deve ripartire e usare il piede Badia, però impreciso, troppo lungo il calcio di Cantini, un po' sconsolato anche Tommaso Bettarello. D'altronde non aveva trovato spazio in questi movimenti attorno alla linea dei 10. Badia ha provato a usare il piede, troppo lungo, è uscita diretta la palla e quindi si riprenderà con una rimessa affidata a Bertaso, che è subentrato Mattia Bertaso a Eugenio Gigi Bertucco. Nel tempo qualche problema per Gentili e ancora due cambi. Esce anche il veterano Riedo, spazio con il 20 a Umberto Chiarello e con il 17 entra Endrens Militao Mojade. In prima linea esce Leo Bertucco, quindi praticamente ha messo in campo tutta la panchina, sì, tutta la panchina Verona, e ora compie la sesta scelta anche Matteo Maran, mettendo dentro con il numero 2 Tommaso Equisetto, altro nome che evoca una passione, una dinastia rugbistica a Badia. Nel frattempo riparte Verona, buono il placcaggio, ma ancora Verona padrona del campo con Viel, anzi no, con il, era proprio Bellino, però la copertura di un po' gattonato, dice l'arbitro, fatto prendere dall'entusiasmo Alfonso Bellino, un po' gattonato il subentrato veronese, e quindi punizione per Badia, sfruttata da Gardinale con un buon calcio che porta l'azione del Badia praticamente all'altezza dei 22 metri. Dicevamo, quindi sono entrati con il numero 2 Tommaso Equisetto e il numero 16 anche Luca Callegari, ambedue classe 2002, quindi 22 anni, ed è proprio Equisetto ora chiamato la responsabilità del lancio. Questa rimessa laterale a 5 con Callegari a fare il mediano, buona la cattura, può insistere anche ora nell'azione, poi va a terra l'ovale, Pedrini, Rosson, recuperato l'ovale, poi un po' di confusione e ovale quindi a terra. Siamo arrivati al 25esimo della ripresa, forse anche un po' di stanchezza ora comincia ad affiorare nelle formazioni. Di Totta pronto l'introduzione, rimane un po' lì, Verona vediamo se riesce ad avanzare piano piano. Di Totta
sfrutta il lato buono Fagioli. Ottimo però il placaggio di Pedrini, che fa esplodere la palla all'ala veronese. Nel frattempo c'è un problema, il giocatore veronese sembra accusare forse crampi, ed ecco allora il capitano Leo Quintieri che dà l'esempio andando a portare ora lui l'acqua ai suoi compagni. Vediamo intanto Chinedozzi, classe 2002, che va a parlare con Matteo Maran, che lo catechizza. Interessante questo ragazzo, questa seconda linea, un bel prospetto. Vediamo ora rimessa laterale. Un po' impreciso il lancio, poi riesce a recuperare la Verona. Punto di incontro di Tota. Chiarello riesce a rubare la palla, però dice hai messo le mani per terra. Era stato bravo Luca Callegari, però dice l'arbitro hai messo le mani sul prato, non si può. E quindi Verona che usufruisce di questo calcio di punizione con Palazzini che pur senza eccessiva potenza riesce a trovare una discreta rimessa laterale a un 25 metri più avanti, tra i 10 e i 22, quindi Verona che si riaffaccia ancora nella zona offensiva. Vediamo la scelta dell'allineamento, sembra che giochi praticamente una completa. Chiama il rispetto del corridoio l'arbitro. Bella presa di Ludovico Rossi. Viel che riesce a evadere un attimo da Zampolli, l'azione prosegue, palla che sfugge però a Chiarello. Ancora un'imprecisione nella trasmissione, ci sarebbe stato spazio poi al Lago per la penetrazione veronese, ma tutto si vanifica e forse siamo di fronte con l'ultimo cambio della giornata, il numero 21 nelle file. Forse manca ancora poi Giovanni Dolcetto. Il 21 è Tommaso Milani, lui classe 2002. Vediamo che va a dare il cambio a Elia Zampolli. Avanza Verona di Tota che va a creare problemi a Pedrini, riesce comunque Badia in qualche modo a recuperare l'ovale, poi calcio un po' alla Sperandio davanti, che quindi è recuperato da Fagioli, che viene placcato bene da Masiero. Ludovico Rossi per Viel che si trova a Rosson e Badocchi e poi trova il riciclo su Bonafè che va a terra. Buona l'azione di Verona, bello placcaggio però in avanzamento che interrompe per un attimo l'offensiva veronese che la deve ripartire. Chiamano l'ovale al largo i ragazzi veronesi, va ancora invece Chiarello a impattare. Vediamo ora se arriva l'ovale al largo. Omaggiade trova la palla un po' dietro, riesce a metterla comunque a disposizione. Ora l'azione è lenta, Chiarello va a recuperare, è placcato da Vettarello, ancora palla fuori, una finta per Palazzini che si apre un'autostrada e poi serve di Tota per la palla al centro e la meta al centro. E davvero Palazzini sta emergendo con grande personalità, estremo ritornato da Parabiago che ha
innervato e vivificato il secondo tempo di Verona, e qui ha servito un assist perfetto quando al 69esimo a Mattia Di Tota, mediano di mischia veronese, che va a incrementare con la 7ª segnatura il bottino antracite. Badia che in questo secondo tempo, nonostante la segnatura, il quinto con Cantini, ha poi pagato forse la fatica fisica di tenere il ritmo della squadra veronese. Si è un po' sfilacciata la difesa rodigina, che era stata davvero efficacissima nella prima mezz'ora. Palazzini che trasforma per il 49-7. Finora tutte trasformate, anche le 7 segnature, e questo anche che dilata il punteggio di questa penultima giornata del campionato di Serie A, che conferma con questo risultato Verona al primo posto. Abbiamo ancora questi 9 minuti da giocare con le squadre che hanno dato spazio praticamente a quasi tutte le panchine, giustamente. Vediamo Cardinale che alza, anzi un drop profondo, Palazzini che usa il suo sinistro per andare fuori, più o meno all'altezza della metà campo, dritto per dritto senza pensarci troppo. E quindi Verona che ormai ha conquistato l'accesso ai playoff e quindi dovrà vedersela. Vedremo quale sarà la distribuzione, se così iranno le cose in classifica, o con la Lazio o con Torino o con Prato nelle semifinali, andata e ritorno, e poi le due vittoriose si sfideranno nella bella per l'unico posto a disposizione nella massima serie del prossimo anno, che, come vi dicevo in apertura di telecronaca, è tornato, era un po' clamorosa, a 10 formazioni e non più a 8, e quindi con il recupero della categoria per Piacenza e Vicenza, che l'avevano perso quest'anno. Nel frattempo Badia che sceglie ancora una volta il piede con Cantini, con Fagioli che pedala all'indietro, studia un po' la situazione, poi sceglie un calcio che rimane però prima corto, poi esce nonostante il tentativo di recupero che non riesce di Badia. È arrivato tardi il tentativo di servire Jacopo Badocchi di Cantini, quindi sarà però Badia a rimettere in gioco, perché il calcio difensivo era stato di Leonardo Fagioli, mediano di mischia, ora spostato all'ala con l'uscita di Armson e Palazzini, che era estremo, anzi sta giocando estremo, scusate, Fagioli, perché Armson è uscito e al 10 è entrato Palazzini, o meglio è stato spostato Palazzini che era estremo e Fagioli estremo. Canti nel frattempo ad accompagnare l'azione veronese, un altro ovale recuperato, spalti gremiti almeno nella parte superiore, e ora spazio anche al numero 26 Giovanni Dolcetto, classe 2002 del giugno, e ci sembra uscire il mediano Pedrini, Fabrizio Pedrini, autore di una buona partita, che ha dovuto anche domare qualche ovale difficile, cercato anche qualche soluzione interessante, e quindi una buona prestazione per il mediano della formazione di Badia. Nel frattempo Verona che riparte dal pacchetto, Di Tota pronto a servire Palazzini, anzi Viel direttamente, Palazzini dietro, palla per Fagioli, vale per Tommaso Gentili che sfrutta la sua velocità e poi va al largo, peccato, era in cerca del poker, l'ala veronese, davvero avete visto la qualità sia delle velocità sia del cambio di passo, però il giudice di linea, la signora Giordani di Vicenza, ha segnalato un passaggio impreciso tra Fagioli e Gentili,
Si stanno parlando a distanza. E mischia. Allora con l'introduzione di Badia, vediamo ora Badia con Magro che è rimasto in campo, si sta facendo tutti gli 80 minuti, pilone destro. Vediamo che Verona spinge, prova a recuperare l'ovale, Di Tota che lotta con Callegaro, anzi Carbaio, scusate, che è entrato. Di Tota, Palazzini, Fagioli, Verona che ancora insiste, Chiarello, pallone che esplode, lo riprende Di Tota, sceglie un calcetto per se stesso che viene però recuperato e poi esce direttamente con un buon rimbalzo. Gioco ora un po' fantasioso, diciamo, delle due squadre, quella che possiamo chiamare la fase Pollock, espressionismo astratto, è difficile leggere le linee di gioco, più affidate all'improvvisazione individuale in questi ultimi minuti di questa partita, che anche con l'aumento della temperatura è un po' faticosa ora per i ragazzi in campo. Non mancano 3 minuti e mezzo, si radunano le ultime forze per le ultime azioni. Nel frattempo ha bisogno di assistenza Nicolò Bisan. Di Tota che non può servire, deve andare all'impatto, mette la palla giù per Bonafè che fa da mediano. Superficialità in questa trasmissione. Può ripartire quindi Badia. Un calcetto a seguire interessante, ma c'è Fagioli che fa buona guardia, allora l'arbitro dice no, fermi tutto. Si torna sul punto dell'infrazione, pallone che era sfuggito a Majade sulla trasmissione di Edoardo Bonafè. Punteggio quindi 49-7 quando siamo entrando nel 37esimo minuto della ripresa, quindi al 77esimo. E ora però un'ultima fatica per Alberto Magro, pilone destro, che sta facendo tutto il match in quello spot assieme a Bisan ed Equisetto. Vanno a terra però davanti e quindi punizione per Verona. Palazzini che nel suo ruolo adesso di apertura e di piede, diciamo così, Antracite, va a tagliare la rimessa laterale una quindicina di metri avanti. E palla affidata a Mattia Bertaso, spazio per lui in questa partita. Aveva già fatto qualche scampolo, già giocato qualche scampolo di partita in questa Serie A, il talonatore veronese. Vediamo ora quale sarà la scelta. Vediamo Pisani a fondo touche, vediamo se sarà Ludovico Rossi, il numero 8, a recuperarla, ma il lancio non è preciso, si sposta un po', forse anche vedete il vento che ha cominciato un po' a soffiare e si deve quindi ripetere la rimessa laterale con però lancio questa volta biancoceleste, a meno che non chiamino una mischia. No, ci pare che la scelta sia appunto quella della touche con Tommaso Equisetto, pronto ora lui a lanciare. Vediamo se sarà ancora Bettarello, e lui però pallone che scappa via, lo recupero Dotta, Dadda che prova ancora a servire il compagno, poi palla larga per Viel che prova a rientrare, a infilarsi però nel traffico. Alla fine il pallone che va a terra, Chiarello che va a sbattere.
poi ancora prova a insistere Verona, pallone libero recuperato da Badia che calcia, Fagioli a recuperare la palla, cambia lato completamente, Chiarello per Gentili che viene preso per il colletto da Rosson, gioco diciamo, frammentario, Mattia Bertaso a usare bene il fisico, trovare spazio e può ripartire di Tota attorno al pacchetto. Verona che insiste, Omajade che trasmette bene, pallone però che ci sembra recuperato da Badia, ma l'arbitro dice ragazzi è abbastanza così, e al 40° esatto suona la fine delle ostilità, diciamo così, tra le due formazioni. E siamo quindi ai saluti delle due formazioni. Si è conclusa quindi sul punteggio di 49-7 la partita tra Verona e Badia, 5-0 i punti per la classifica. Diciamo Badia molto efficace nei primi 40 minuti, ha subito solo 2 mete nella parte finale, ambedue dell'ala veronese Tommaso Gentili, autore poi di un'altra segnatura, ma poi nel secondo tempo è uscita forse anche la maggiore freschezza atletica veronese, profondità diciamo un po' così della rosa, e il punteggio è si è un po' ampliato, quindi 7 le segnature, dicevamo 3 di Gentili, una di Parolo che ha giocato davvero una grande partita oggi, poi una di Capitan Quintieri, una di Palazzini e una di Tota. Di Federico Cantini invece la segnatura di Badia, poi 4 le conversioni per Ormson, 2 di Palazzini, una di Fagioli e una di Cardinale per Badia. Vediamo la giuria che chiuderà il titolo di Man of the Match, perché sia Tommaso Gentili che Thomas Parola lo meriterebbero. Parola per il contributo non solo della meta ma il messa laterale in campo, Gentili perché è stato davvero il terminale offensivo più efficace oggi. Vediamo qua sarà la scelta della stampa, noi diamo la palma ideale di Man of the Match ad ambedue. Nelle file dicevo del Badia, buona la prestazione del mediano Pedrini, di Tommaso Bettarello, terza linea, ottimo sia di messa laterale che in giro per il campo, e direi bene anche vice capitano Zampolli e con qualche chiaroscuro anche Federico Cantini. Interessante anche la prova di Chinedozzi. Le file veronesi, oltre ai già citati, punta di merito anche per Tommaso Bezzolato, terza linea davvero efficace oggi per il capitano Quintieri. Ma davvero una bella prestazione corale per la formazione di Aaron Good, che festeggia il primo posto in classifica, e ora il grido con i festeggiamenti del pubblico. E da Davide Adami, dal nostro operatore Ronald Hudson e da Filippo Baldi, detto stampa del Verona, il più cordiale saluto e una risentirci nelle prossime partite. Offerto da Signor Vino di Via Preario, consegnato dalla presidente Raffaella Vittadello, va al numero 5 del Verona Rugby, Thomas Parolo.